Buongiorno da Adria, siamo a Terrazza in Piazza che ci ospita per questa giornata che è un po' particolare, nel senso che l'amico Lorenzo Zanellato e anche l'amico Giovanni Bertaglia mi chiamano e mi dicono vorremmo magari illustrare, farti capire in primo luogo al sottoscritto, ma soprattutto far capire una cosa che state promuovendo voi, è un disegno di legge importante sul femminicidio. I vostri due ruoli praticamente, tu sei laureato In giurisprudenza, ex giurista d'impresa, comunque è da tempo che mi sto occupando di questa tematica. Ecco, Giovanni, di canto suo, tu sei in pensione, però sei stato Sì, un di polizia dello Stato. ce l'ho fatto per 35 anni il lavoro, quindi ne ho una conoscenza diretta delle problematiche. Lo Stato ne ha una colpa, Nel senso che ha sottovalutato il ha fenomeno. sottovalutato il fenomeno, perché le hanno sempre considerate le solite liti di famiglia, sai, il giorno dopo gli passa e tutto va tranquillo. È un fenomeno che è vincolato molto spesso a un disagio sociale, a Esatto. un discorso culturale, però per contro casi di cronaca importanti hanno sottolineato che anche nell'upper class, nella classe superiore, cioè non è che fosse proprio solo un discorso culturale e di disagio, è probabilmente un retaggio di un patriarcato, visto che è una di quelle parole che è molto spesso usata e abusata, il patriarcato. Quindi ogni cosa ha una sua storia. Quindi la polizia in primo luogo raccoglie le informazioni, le mette scritte, avvisa il magistrato e chiede al magistrato di mettere delle microtelecamere nella casa della persona. Questo ultimamente o già quando... No, già negli anni 90. Ah sì, quindi già negli anni 90. È una prassi che è abbastanza sì, però consolidata. sempre l'autorizzazione del giustamente. magistrato. Dopo si fa i vari confronti e si vede se è vero o è poco vero. E questo lo valuta uno psicologo? Lo valuta, allora, intanto lo valuta un nostro addetto dell'ufficio anticrimine, con un nostro psicologo, che anche la polizia ha i psicologi, sì, e anche i suoi psichiatri. E vengono chiamati in ufficio e fanno i loro vari interventi, fanno i verbali e dopo viene tutto trasmesso al magistrato, il magistrato poi ci dà tutte le dritte delle situazioni. gli strumenti ci sono e la precarietà passa nel problema dell'organico che manca. Esatto. Lorenzo, il disegno di legge invece come supera questo gap e questo problema? Ovviamente sempre con risorse. È suddiviso in 3 punti. Allora, il primo punto è istituzionalizzare, entizzare lo sportello antiviolenza, cioè creare una sede a Roma con tutte le filiali, magari inizialmente nelle città più grandi come Milano, Roma, fino a Palermo, ecco, e fare in modo che questo sia un personale stipendiato dove ci siano avvocati e psicologi, dove però lo sportello antiviolenza... Diceva lui che però ci sono già sia psicologi, cioè, quindi sì, sarebbe da incrementare questo o un ente attenzione, terzo? con una differenza. Questo sportello antiviolenza deve essere messo nelle condizioni non solo di consigliare la potenziale vittima, deve essere messo nella condizione, oltre anche ad altri requisiti, di accompagnare la potenziale vittima spiegando quali sono i problemi che possono scaturire e quindi capire se è giusto o meno rivolgersi al PM oppure meno. Poi un secondo punto è assolutamente le misure di prevenzione. Però una volta che si riesca a difendere la donna attraverso una misura paragonabile a quella della protezione delle vittime dei testimoni di mafia, e infine, terza parte di questo testo di legge, la previsione di una materia educativa scolastica, una materia che si può chiamare educazione di genere, educazione sentimentale. Io dico semplicemente un punto di partenza, dopodiché attraverso i regolamenti attuativi, attraverso i ministeri competenti si possa pervenire a quali sono gli argomenti di questa materia che deve essere valutata al pari delle altre scuole e altre discipline. Faccio io una piccola riflessione. Sì. So che è molto difficile
ottenere lo status di testimone di mafia. Primo perché mancano risorse, Sì, a sua volta, sì. perché tra l'altro testimone di mafia implica anche addirittura uno stipendio, devono dargli la casa, quindi un lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questo e qua si parlano di numeri molto più grandi, purtroppo. Sì, ma ci sono in piccola parte. Sì, ma Ci mentre sono, su esatto. testimoni di mafia quelli stiamo parlando di qualche hanno- centinaio di esatto, persone a esatto, livello sì, italiano. sì. Qua, se andiamo a analizzare, il problema è su qualche centinaio di persone ogni provincia. Cioè, e quindi Forse. forse anche di più. Ecco, quindi i numeri sono molto diversi ed è molto più difficile Sì. affrontare dal punto di vista anche delle risorse questo qua. Il prossimo step quale sarà? Lei presenterà questo Sì, a? noi presenteremo questa proposta di legge intanto, va bene, alla Commissione di Roma. Potrebbe anche accadere che attingano dal nostro progetto di legge delle proposte interessanti anche solo per dire l'entizzazione dello sportello pubblico, dello sportello antiviolenza.